benvenuti al Boxing in the Night. Questa sera si scontreranno pugili da tutta Italia. Abbiamo organizzato a Jesolo per la prima volta questa iniziativa che riteniamo, speriamo che riesca, importante, di box olimpica di pugilato. Abbiamo combattuto a Jesolo, almeno io quando ero giovane, negli anni 60, negli anni 70, però da un po' di anni l'avevamo trascurata come piazza. Dobbiamo dire grazie in modo particolare al presidente del comitato Mario Bars, del Mazzini e Piazza Aurora, che ci ha aiutato in tutto, anche con il comune che eravamo dei sconosciuti. Quando è sport c'è vita, c'è una speranza e c'è anche gente sana. Noi organizziamo tante serate e quando lei è venuto da me a chiedere se era possibile, ho detto finalmente qualcuno, perché oltre ai spettacoli, vari tipi di manifestazioni, quella sportiva è raro che venga in Piazza Aurora perché vedono una piazza un po' particolare. Invece questo tipo di sport, che è il pugilato, uno penso tra i più vecchi e i più sani, diciamo, dello sport in generale, penso che la gente si divertirà. Paolo Bonifaccio è il coordinatore regionale anche di tutti gli allenatori maestri della Federazione Pugilistica Italiana del Veneto, prima stella master AIBA, quindi un insegnante di quelli che pesano, e anche uno dei promotori, oltre della sua palestra, la Box Santa Monica Sport Village, anche una società che assieme all'Union Box Mestre e alla New Box 2010 ha messo in piedi questa manifestazione. Come aspettativa la mia è quella di fare spettacolo, far piacere, diciamo, la box anche alle persone che conoscono poco questo sport oppure che ne hanno sentito parlare o visto, diciamo, nelle grandi occasioni tipo durante le Olimpiadi o negli eventi mondiali. Spero più che altro di dare un'immagine, diciamo, bella, carina, di spettacolo. C'è poco di violenza, è uno sport vero e proprio con delle regole ben precise dove gli arbitri sono la parte fondamentale assieme con i maestri. Gian Antonio Canzian, il coordinatore degli arbitri regionali, figura storica di questo movimento. Ecco, volevo chiedere cosa ne pensa del ruolo degli arbitri, della box e di queste iniziative pugilistiche. Diciamo che il mondo della box è un mondo un po' particolare, diciamo così, va anche ad episodi annui, diciamo così. Ci sono dei momenti in cui c'è un'attività straordinaria, altri momenti un po' di stanca. Questi ultimissimi anni ovviamente c'è un rifiorire di palestre, di attività veramente molto forte. Il dilettantismo ha un rifiorire incredibile e questo qui assolutamente è positivo, anche perché veramente si vedono dei ragazzi che trovano il loro modo, trovano degli incentivi obiettivamente di avere degli interessi, e questo qui è assolutamente positivo. Pierino Ruga, un altro dei tecnici blasonati, titolati anche lui di stella AIBA, uno storico del Veneto del pugilato. Ecco, anche a lui chiedo questa iniziativa. A Jesolo è la prima volta che ci vengo e devo dire che sono contento perché c'è un'ottima organizzazione fatta bene da persone che oltretutto amano questo sport, che è bellissimo, ma come disse Omero, terribile. E cosa devo dire? Il pubblico verrà chiamato al più presto quando sentirà il primo gong e sarà bellissimo vedere una platea che sarà di sicuro bellissima.
Loris Baldan, un altro tecnico di pugilato del Veneto, di Venezia, diciamo che forse è meglio, più significativo, un appassionato anche troppo, un altro che dedica tutta la sua vita, grande amico di Adriano Favaro, e anche a lui chiediamo cosa spera per i suoi pugili e per lui questa sera. L'iniziativa è meravigliosa, Jesolo insomma chiama sempre sia gente, magari non solo per il pugilato, ma speriamo che sera venga anche per il pugilato. Per i miei pugili io chiaramente spero che vincano, ma soprattutto che praticano questo sport, perché è uno sport meraviglioso, che insegna il rispetto, che insegna l'amicizia, ed è uno sport che secondo me è tra i migliori, ecco. Anna Maria Revelli, un tecnico della New Box 2010, aspirante tecnico, ma anche, voglio dire, senza pugilato femminile stasera. A lei chiedo cosa si aspetta da questa manifestazione e cosa si aspetta per il suo pugile. Dal mio pugile aspetto che faccia del suo meglio, come del resto tutti della nostra società e anche delle altre società, di fare quello che sanno fare. Galli Michael, tecnico del tricolore di Reggio Emilia, ha fatto tanta strada oggi, lo ringraziamo, perché venire a Jesolo da Reggio Emilia a metà luglio è una battaglia, però è venuto, ha portato dei pugili. Ma adesso ci stiamo preparando al meglio, il posto innanzitutto ho visto che è bellissimo e spero che anche loro si comportano come abbiamo lavorato in palestra. Ho due ragazzi oggi, tutte e due 64 kg, Orefice Nunzio che farà il secondo match e Baldini William al quarto match della serata. Tutte e due peso 64 kg. Grazie Michael, grazie. Manuel Tacchetto della Box Albignasego, anche lui è un affezionato delle nostre riunioni. Innanzitutto grazie al Presidente che ci ha invitato in questa meravigliosa location in centro a Jesolo, un posto veramente bello. Speriamo che questo serva a fare crescere anche il movimento della box del Veneto. Per il mio pugile mi aspetto, visto che c'è una differenza anche di numero di match, mi aspetto che faccia un bel match di qualità e soprattutto un match dal punto di vista dell'impegno. Siamo soddisfatti per la presenza delle persone, soddisfatti per i verdetti, soddisfatti per la qualità dei match che ci sono stati, soddisfatti perché abbiamo avuto la presenza dell'assessore allo sport del comune di Jesolo, dell'assessore al turismo del comune di Jesolo, del presidente del comitato Mazzini e Piazza Aurora. I cittadini, i turisti sono stati contenti, che dire, ci abbiamo provato, è andata bene e l'anno prossimo ci torneremo. Grazie a tutti.